Alessandro Coppisti, tecnico del CIC Viareggio, a commentare un 2-2 che per le emozioni che ha dato forse è anche sin troppo risicato. Ci sono state tante occasioni da gol da una parte e dall'altra in tutto l'incontro. È stata una buona partita giocata da tutte e due le squadre. Personalmente dispiace perché essendo in vantaggio di 2-0 a meno di 5 minuti dalla fine potevamo gestire un po' meglio. Non abbiamo gestito meglio e dopo in fondo col 5 contro 4 hanno trovato il pari. Comunque posso solo dire grazie ai ragazzi che hanno fatto un'ottima partita, abbiamo fatto un buon punto fuori casa, quindi proseguiamo il cammino. È un Viareggio che forse ha creduto di più nella possibilità di sbloccare il risultato rispetto all'Azzurra, che si è svegliata solo dopo i 2 gol subiti. È un po' il gioco dell'Azzurra quello che fanno questo gioco. Noi siamo stati bravi a avere calma e ci aveva premiato. Dopodiché siamo stati meno bravi nel possesso di palla in alcune situazioni sul finale. Dove può arrivare questo Viareggio che è molto più che un neopromosso? Ma Gareggio deve pensare a salvarsi. Adesso dobbiamo pensare a quello che è la cosa più importante. Abbiamo ancora tantissime partite difficili, quindi bisogna fare un passo alla volta. Grazie, in bocca al lupo.